Dal carcere di Rebibbia, nonostante la distanza, continuava a guidare la cosca e lo faceva grazie alle videochiamate che riusciva a fare dal penitenziario. Il boss aveva delegato il figlio, ma era lui a dargli indicazioni e disposizioni. Così un intero quartiere di Palermo, il villaggio Santa Rosalia, era diventato una sorta di proprietà privata della cosca, da qui il nome dato all'operazione Villaggio di Famiglia. Una cosca che non faceva differenze sociali, ma usava chiunque le fosse utile, dagli imprenditori ai percettori del reddito di cittadinanza, e controllava ogni attività, dalla torrefazione alla rivendita dei fiori, dal commercio dei materiali per l'edilizia ai cantieri di costruzione, dalla ristorazione e dai bar fino alle rivendite di frutta e verdura. Al vertice della famiglia mafiosa c'era Salvatore Sorrentino, detto Salvino, e noto come lo Studentino. Sorrentino è nipote di Francesco Paolo Barone, appartenente alla famiglia di Magliarelli, che governa l'intero mandamento. Era stato arrestato la prima volta nel 2005, assolto e scarcerato nel 2007. Nuovamente arrestato nel 2008, era stato condannato a 8 anni e 5 mesi per aver fatto parte della famiglia mafiosa proprio del villaggio. Nel 2015 era stato scarcerato per fine pena, ma di nuovo arrestato e imputato nell'inchiesta Cupola 2.0 e condannato in primo grado con l'accusa di essere tornato a capo della stessa famiglia del villaggio. Sorrentino faceva arrivare i suoi ordini attraverso il figlio Vincenzo e durante le videoconferenze con i membri della famiglia Maniscalco: Ciccio, Francesco ed Anthony, Maria Mazzè, moglie di Andrea Ferrante, Leonardo Marino, Morris Morgan Cardinale. Ordini che servivano per controllare in autonomia il tessuto economico del quartiere. 33 i provvedimenti notificati dalla Guardia di Finanza, 25 arresti in carcere, 1 ai domiciliari, 7 le interdizioni dell'attività imprenditoriale. E fra i destinatari dei provvedimenti c'erano anche 20 percettori del reddito di cittadinanza, 7 le imprese sequestrate, fra cui il noto Baretto, e 6 ditte individuali di lavorazione dei caffè, di rivendita frutta e verdura, di trasporti e di costruzioni edili. Dal carcere di massima sicurezza dell'Aquila, dove si trova recluso in regime di 41 bis dal 16 gennaio scorso, data della sua cattura a Palermo, all'esterno della clinica La Maddalena, al ricovero odierno all'ospedale abruzzese per essere sottoposto a un intervento chirurgico urologico. Matteo Messina Denaro è stato condotto, infatti, secondo un percorso e modalità già collaudate da precedenti spostamenti, al San Salvatore dell'Aquila. Straordinarie le misure di sicurezza approntate nel nosocomio, che è stato blindato proprio per la presenza del boss di Castelvetrano, la cui permanenza dovrebbe durare un paio di giorni. Lo scorso marzo era stato trasferito all'ospedale dell'Aquila per una serie di accertamenti, tra cui una TAC, strumento non presente, all'interno della stanza infermeria realizzata ad hoc proprio all'interno dello stesso penitenziario, dove viene sottoposto regolarmente a chemioterapia. L'intervento non avrebbe alcun nesso con la patologia tumorale del boss. Proprio la sua malattia aveva portato gli investigatori e i magistrati sulle sue tracce. In un pizzino ritrovato il 6 dicembre a casa della sorella Rosalia era stato scovato un diario clinico del latitante con le operazioni subite, gli esami e i cicli di chemioterapia. Quando lo scorso marzo Sebastiano e Sabrina scrissero quella famosa lettera appello alla premier Giorgia Meloni per aiutare il loro piccolo Simone a ricevere le cure adeguate alla sua malattia rara, non potevano immaginarsi che poco più di 3 mesi dopo la loro storia sarebbe diventata un primato italiano e un caso di eccellenza medica. Abbiamo dovuto affrontare questioni giuridico-amministrative riferite alla gestione della pratica presso AIFA e all'acquisizione del farmaco. C'è stato un grandissimo lavoro di preparazione, di organizzazione e di messa in sicurezza attraverso blindate procedure di quello che doveva essere il percorso diagnostico e terapeutico di Simone. Oggi in una conferenza stampa al Policlinico Umberto I di Roma si testimonia un pezzo di buona sanità che però è costata fatica, tenacia, notti insonni e numerosi viaggi della speranza alla coppia di genitori catanesi. A distanza di un mese qualcosina già la stiamo vedendo, per cui il bambino è molto più energico, si stanca di meno, ha meno crisi oculogire, se non del tutto quasi sparite, però bisogna dire ancora è molto presto. Il 22 maggio scorso Simone è stato il primo bimbo in Italia ad essere sottoposto ad una terapia genica innovativa con un approccio innovativo ed un farmaco innovativo. È stato fatto un lavoro veramente magistrale, intervento di 8 ore, un'operazione particolare visto che si è toccato il cervello, ma venire costantemente aggiornato dai medici dove ci tranquillizzavano, a ogni passaggio dell'infusione, sono state fatte 4 infusioni, quindi a ogni passaggio venivano a tranquillizzarci, a dirci guardate siamo arrivati a questo punto, quindi siamo stati
seguiti tutto il tempo. La terapia genica era per il bimbo l'unica speranza di cambiare il corso naturale della sua malattia e Simone era l'unico dei 16 pazienti italiani eleggibili a ricevere questa terapia, che però, pur essendo autorizzata a livello europeo, non aveva ancora finito il suo iter regolatorio in Italia e l'approvazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Si seguono delle linee guida, però sarà un progressivo, diciamo, passo dopo passo e vedere i vari miglioramenti di Simone, però non è che si sa con certezza quello che succederà da qui ai prossimi anni. Simone oggi ha una speranza in più per vivere, ma soprattutto per condurre una vita più dignitosa. Posti letto ridotti, carenze di personale tra medici e infermieri, lunghe liste d'attesa per i cittadini, criticità che si trascinano da anni al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre, un trend che purtroppo riguarda l'intera Sicilia, ma che qui è sotto l'occhio vigile del comitato formato da 10 sindaci del distretto sanitario, il cui bacino d'utenza in estate può arrivare a contare circa 200.000 persone. Chiedono ancora una volta l'intervento della regione per evitare che l'ospedale arrivi al collasso, come spiega il sindaco di Riposto, che è anche deputato all'Ars. Oltre all'attenzione che continueremo a riservare all'ospedale di Giarre, è quella che si continui a seguire questa direzione di miglioramento che è stata rivolta all'ospedale di Giarre nell'ultimo periodo, proprio per evitare che, come è successo anni fa, senza la giusta attenzione della politica, questo ospedale possa ritornare nel baratro. Il presidio costituisce un fondamentale punto di riferimento sanitario per tutto il comprensorio ionico-etneo. In passato si è parlato in diverse occasioni delle problematiche emerse, come la chiusura, ad esempio, del pronto soccorso nel 2015, poi riaperto nel settembre 2021, dopo 6 anni, ma con una pianta organica ridotta. La buona notizia è che sono appena arrivati qui 3 geriatri e che dal punto di vista strutturale, come vedete dalle immagini, si sta lavorando per la demolizione degli inagibili locali che ospitano il laboratorio di analisi, al posto dei quali sorgerà la camera calda, e la proposta dei sindaci al governo regionale è quella di accorpare le aziende territoriali ad ospedali più grandi. La proposta che è nata ieri e che comunque si parla già in regione in maniera non ufficiale, però le voci, diciamo, che la direzione che si vorrebbe intraprendere è questa, è quella di accorpare le strutture territoriali più piccole, quindi in questo caso per esempio Giarre, alle aziende sanitarie più grandi, come potrebbe essere per Giarre per esempio il Cannizzaro, in modo tale che i medici si debbano spostare all'interno della stessa azienda ospedaliera in un raggio che non sia poi magari superiore a una cinquantina di chilometri, una quarantina di chilometri. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è quello di verificare io se l'assessorato alla sanità stia veramente valutando la possibilità di rimodulare tutta la rete ospedaliera siciliana. Alla riunione hanno partecipato anche i sindaci di Giarre, Comune Capofila, Piedimonte Etneo, Fiumefreddo di Sicilia e Sant'Alfio, oltre al direttore sanitario, dottor Giuseppe Mirone. Una passeggiata a Trappeto Nord tra panchine tecnologiche, spazi per il tempo libero, campi di calcetto e basket ed un'area attrezzata dove fino a novembre scorso si aggiravano topi grossi ed agili, tanto da essere scambiati per gatti. Oggi di agile c'è il movimento dei bambini impegnati a saltare, giocare a calcetto o a basket, invogliando anche il sindaco trentino a cimentarsi dalla lunetta nel nuovo campetto di piazza Beppe Montana dedicata al commissario di polizia assassinato dalla mafia. Speriamo che la memoria si applichi con l'attenzione di tutti, da parte dell'amministrazione comunale, da parte dei residenti, affinché questo bellissimo posto possa camminare ancora per tanti anni. Piazza Montana è il primo tassello di un mosaico più ampio, 13 spazi comunali da riqualificare in chiave green senza perdere di vista l'attività fisica e l'inclusione sociale. Catania Spazio Sport, finanziato grazie al programma PON Metro 2014-2020, è un progetto di rigenerazione urbana che parte, non a caso, dalla periferia. In quel palazzo molte persone segnalavano la presenza di topi fino all'anno scorso, adesso c'è un bellissimo parco. E oltre a questo vorrei anche dire, io quando mi insediai al Consiglio Comunale nel 1988 ricordo che proprio uno dei primi interventi riguardava questa zona qui, perché avevo assistito personalmente a un fenomeno
avvilente. Era arrivata una camionetta dei carabinieri e una serie di ragazzini lanciavano le pietre, ragazzini più che altro bambini, lanciavano le pietre contro questo mezzo che rappresentava l'istituzione, perché non c'era l'idea dello Stato. Siccome la vita è fatta, oltre che di prassi virtuose, anche di simboli che devono in qualche modo incoraggiare il cambiamento, credo che quello che è stato fatto qui sia la manifestazione più evidente di come bisogna agire. Una riqualificazione polivalente, come sottolinea l'assessore allo sport Sergio Parisi. Siamo davvero contenti, felici di vedere i ragazzini già cimentarsi nei due principali campetti, il campetto di calcio e il campetto di basket, il playground, ma abbiamo anche riqualificato un po' tutta la piazza, e gli stessi cittadini che in questi mesi hanno seguito i lavori ci hanno garantito che saranno loro i custodi di questo bene prezioso. Primo step avviato, ora tocca ad altri 12 luoghi che presto saranno rigenerati e consegnati alla collettività. Un incontro affollato per uno dei registi più prolifici della storia hollywoodiana. John Landis, autore di film diventati veri e propri cult movie come Animal House, The Blues Brothers, Tutto in una notte, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie e il celebre videoclip Thriller di Michael Jackson, è stato il protagonista di un'affollata masterclass al Taormina Film Fest. Landis ha raccontato aneddoti e dietro le quinte dei suoi lavori durante l'appuntamento dedicato alla commedia al cinema. The only true test of the quality of a movie is time. L'unico test che decreta il successo e la qualità di un film, un libro, un'opera d'arte è il tempo, ha detto il regista americano. E proprio il tempo ha consacrato diverse delle sue opere, una tra tutte è diventato un appuntamento fisso nella notte di Natale in Italia. Ogni anno, il 25 dicembre, la TV propone il film Una poltrona per due. It's kind of extraordinary. You look at all the great Hollywood films. È una cosa incredibile e straordinaria, era un grande film allora e lo è ancora oggi. Una commedia degna di questo nome deve farti ridere, non sorridere, proprio ridere. L'umorismo è tutto, sia nella vita che nel cinema, ha concluso Landis. Prima volta a Taormina per Avi Rockwell e Tiana Taylor, regista e protagonista del film A Thousand and One, vincitore del Sundance Film Festival, proiettato per la prima volta in Europa al Taormina Film Fest. Una stretta di mano in attesa della ratifica dell'accordo è bastata per siglare l'intesa tra la dirigenza del Catania e l'amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che non vede l'ora di accogliere la squadra rosso-azzurra per il ritiro precampionato. Per l'occasione al Franco Lagona verrà rifatto il look. Venerdì della scorsa settimana è stata ultimata la risemina del manto erboso, il resto lo farà il clima. L'irrigazione è programmata per 2 volte al giorno per 15 minuti in ogni settore del terreno di gioco. Nelle prossime ore verranno invece avviati i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi. Da domani o dopodomani al massimo inizieranno sia i lavori edili sia quelli là di elettrici, perciò consegneremo per la data del 20 luglio già il campo e la struttura in perfette condizioni. Ne verranno fatti dei lavori anche in tribuna? Verranno fatti i lavori anche in tribuna, però sulla possibilità che i tifosi vengano, questo dipende dalla società. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, però dipenderà dalla società se accogliere o meno, se aprire o meno gli allenamenti ai propri tifosi. Tutti i lavori a spese dell'amministrazione comunale, che ne segue da vicino l'avanzamento con l'assessore allo sport e vice sindaco Salvo Coco. Sto seguendo insieme ai dirigenti e ai funzionari del comune di Zafferana Etnea i lavori per sia il rifacimento del manto erboso che quelli che partiranno a breve anche per il ripristino degli spogliatoi. Per noi è un motivo di grande orgoglio poter ospitare il Calcio Catania. C'è una città in fermento per questa occasione, quindi stiamo lavorando per far sì che il Catania possa trovare il miglior ambiente possibile e far sì che possa restare qui anche per un periodo che non si limiti solo e esclusivamente a quello del ritiro estivo. La consegna dell'impianto è prevista per il 20 luglio, in tempo per ospitare dunque il Catania, che lavorerà a Zafferana Etnea dal 24 luglio al 13 di agosto.